per celebrare gli eventi Santa Messa, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato nel pensiero, tiene pente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra, amati del Signore. Noi ti lodiamo. Ti glorifichiamo. Signore, Signore, Figlio di Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo Santo, tu solo Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, gloria. Preghiamo. Dio onnipotente dell'Eterno, porta al compimento di noi il mistero pasquale, perché quanti sei degnato di rinnovare nel battesimo, con il tuo paterno aiuto portino frutti abbondanti e giungano un giorno alla gioia della vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio e Dio, e vivere regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
L'Evangelista San Giovanni, di cui abbiamo ascoltato due brani, al capitolo primo del libro l'Apocalisse, che significa rivelazione, così scrive: vidi 7 candelabri d'oro, in mezzo ai candelabri c'era uno simile a figlio dell'uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d'oro. I capelli della testa erano candidi, simili a lana candida come neve. Aveva gli occhi fiammeggianti come fuoco, i piedi avevano l'aspetto del bronzo splendente purificato nel suo fuoco.
La voce era simile al fragore di grandi acque. Nella destra teneva 7 stelle. Sappiamo che il libro dell'Apocalisse di Giovanni è pieno di simboli, di segni che vanno interpretati e non letti così, vanno letti in un certo modo. Anche il discorso delle 7 stelle, di cui la parola stessa che abbiamo ascoltato nelle 3 letture ci dà la spiegazione. 3 stelle sono l'oggetto di cui ci ha parlato la parola del Signore in questa domenica. 3 stelle che con la loro luce vogliono illuminare la vita della Chiesa, la vita dell'uomo. Voglio fare una precisazione che sembra più che logica, ma è importante farlo. Noi non vediamo le stelle di giorno. Le vedete voi di giorno le stelle? Io non le ho viste così mai. Le stelle si vedono di notte. Quando c'è buio. Quando appunto è notte. La simbologia è molto forte. Le 3 stelle con le quali il Signore vuole illuminare la nostra vita, la fede, la speranza e la carità, certamente illuminano anche le giornate della gioia, le giornate del sole, perché se anche noi non le vediamo, di giorno le stelle esistono comunque. Le si vede di notte, ma esistono anche di giorno. Ecco allora la luce della fede, della speranza, della carità, certamente illuminano tutte le 24 ore della giornata dell'uomo, delle nostre giornate. Quindi anche le ore della gioia, le ore della serenità, le ore dell'adempimento dei nostri progetti, dei nostri sogni, certamente, ma diventano visibili in maniera concreta e forte, soprattutto quando le cose non vanno come noi le vorremmo, quando appunto c'è buio nella nostra vita, quando c'è il dolore, quando c'è la delusione, quando c'è l'amarezza, che rendono la nostra vita come una notte piena di tenebre. Ecco, il figlio dell'uomo è quella frase che Gesù tante volte ha usato nella sua vita pubblica, invece di dire io, tante volte diceva il figlio dell'uomo, una frase inventata dal profeta Daniele, quindi secolo prima di Cristo. Ecco, quel figlio dell'uomo di cui ha parlato l'Apocalisse, quel brano che ho letto, è lui, è Gesù, che ha in mano queste 7 stelle, di cui noi diciamo qualcosa oggi, appunto le 3 più importanti, la fede, la speranza, la carità, che se ci lasciamo illuminare da esse, veramente danno una luce continua alla nostra esistenza. La fede che deve esserci proprio nella vita dell'uomo, la speranza che non deve mancare nonostante alle volte questi successi, queste delusioni e anche questi momenti così duri. Il grande vescovo Sant'Agostino, che è il padre spirituale del nuovo Papa Leone, ha scritto: non stanchiamoci mai di attendere la Gerusalemme di Dio. Non stanchiamoci
offrire le nostre mani per edificarla, lavorando con Dio di grande e primo artefice. E la carità. Questo amore vogliatile con cui è terminato il Santo Vangelo di oggi. Gesù che nell'ultima cena della sua vita lascia agli apostoli e alla Chiesa questo comando: amatevi gli uni gli altri. Che la grande sfida che la Chiesa, che il cristiano deve opporre ogni giorno, anche i nostri giorni, in un mondo che vediamo, essere tribolato, essere veramente perseguitato, un mondo dove ci sono tante guerre, dove ogni giorno muoiono tante persone per causa di bombardamenti, per causa appunto di violenza. Dobbiamo desiderare questa luce della carità, dell'amore, fin dove riusciamo a viverla nel nostro quotidiano, nello piccolo spazio di quella della vita e del mondo dove il Signore ci ha messo a vivere la nostra personale esistenza. E non mancano le persone che si impegnano su questo. Il nuovo Papa, fin dall'inizio, ha augurato questa pace al mondo. Al Papa a cui auguriamo tanto bene oggi, che fra poco, anzi mentre noi stiamo celebrando la Santa Messa, lui sta celebrando la sua messa di inizio ufficiale del suo pontificato. Che il Signore lo aiuti, lo benedica ad essere sempre artefice, annunciatore, missionario di questa luce che viene dalla fede, dalla speranza, dalla carità, che illumina la nostra vita nelle gioie e nel dolore, perché come le stelle che esistono sempre giorno e di notte possono illuminare la nostra quotidianità, la nostra umana. Credo in solo. Per noi uomini e per opera dello Spirito Santo. Il terzo salito. Credo alla Chiesa una, professo del battesimo per l'errore dei peccati, aspetto dalla risurrezione e la vita del mondo che creerà. Fratelli e sorelle, esprimiamo il nostro amore a Dio con una preghiera corale che presentiamo a Lui, uniti in un'unica comunitaria intercessione. Diciamo: insegnaci ad amare il Signore. Insegnaci ad amare il Signore.
Del Santo Padre Leone, perché il Signore lo illumini, lo assista, lo benedica, lo protegga, che sia il Padre universale per tutti gli uomini di questo mondo. Preghiamo. O Dio, il cui nome è amore, ascolta la nostra umile preghiera e fa che, sapendoci da te amati, ci apriamo alla tenerezza verso tutti i nostri fratelli e sorelle. Per Cristo, nella pagina 18, a te Signore leviamo il cuore. A te Signore leviamo. Abbiamo il cuore. Perché diventi sia gradito Dio Padre Onnipotente, Dio che nella comunità delle stesse sacrifici, sia egli partecipe della tua natura divina, dona a noi che abbiamo conosciuto la tua verità, di testimoniare con una vita colorosa di vita. Per Cristo, il Signore sia con voi, alto il nostro cuore. Preghiamo grazie, Signore, ed è veramente questo nostro dovere punto salvezza per proclamare la tua gloria, Signore, soprattutto da parte nel quale Cristo nostra pace la offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e donandosi alla nostra redenzione, divenne altare e anello del sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità è giunta sotto la terra e le fiere degli angeli e dei santi cantano sentire l'inno della tua gloria. Santo, Santo, Santo. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica i testimoni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi corpo del sangue
di Gesù Cristo nostro Signore. Egli offrendosi veramente la sua passione del pane, lo spettò loro e i suoi servi, prendete e mangiate tutti questo, è il mio corpo offerto del sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, grazie. Lo diede ai suoi servi e disse: prendete e bevete tutti. Questo è il calice del mio sangue, della nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti nelle lesioni dei peccati. Fate questo in memoria. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, ti diamo grazie per averci ammessi la tua presenza per compiere servizio e sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per l'atto di un corpo per cui di Cristo, lo Spirito Santo che ci riunisce tutte le cose. Ricorda il Padre della tua Chiesa, che tu convocato nel giorno in cui ti sei dato dalla morte, e ci ha resi partecipi della tua vita immortale. Rendila perfetta per l'amore, l'unione del nostro Padre, il nostro Gesù, tutto l'ordine sacerdotale di Abramo. Ricordi i nostri fratelli Israele, che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammetti alla luce e alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, dodici e aver fatto giorno, alla vita eterna insieme alla Beata Maria Vergine Madre di Dio, con Santi Versi Sposi, i nostri santi protettori, Santo Giovanni Battista, della Lucia, Sant'Andrea Apostolo, San Silvestro Papa, San Luigi Prodotto di tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, di Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati a suo divino insegnamento e amore. Padre nostro, che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e in terra. Dacci oggi il nostro pane, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri. Ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi benigna la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia, vivremo senza dubbio dal peccato, sicuri di ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga al nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, credi tu e apostoli della pace. Dona la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con voi. Cambiate il segno di pace. Per voi peccati, agnello di Dio, abbi
pietà agnello. Beati noi che siamo invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, toglie i peccati del mondo. Il Signore, maledizione. Alla pagina 194. Un comandamento nuovo. Un comandamento nuovo a voi, e vi amiate l'un l'altro, come Dio ha amato. Quando è preziosa la tua grazia, domenica prossima vivremo la domenica del voto, quel voto che i corsiani hanno fatto, ecco, quello lontano 1855, quando la Madonna li ha liberati dalla colera. Sarà la messa presieduta da Monsignor Carlo Gamberoni, che ha detto di venire dopo diversi anni con le vesti di canonico, rosso, che da qualche anno che è canonico di Trieste. Allora dice che tanto, ma vuole mettere una volta, mettere il vestito da Monsignor. Abbiamo concordato assieme, ci troveremo chi può alle 10:15 in cappella e poi con la piccola processione, non
lunga, quella più breve in chiesa con la Santa Messa di ringraziamento. Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donami di passare dalla natura caduta umana alla vita nuova nel Cristo dei soldi, e di vivere regna di secoli dei secoli. Signore sia con voi. O Vergine Santa, tu apparisti la piccola Gesù, in un anno che ha conosciuto un terribile morbo di colera, che ha ucciso milioni di figli tuoi in tutte le Europa. Anche gli abitanti del piccolo paese di Corcius hanno pianto la morte di alcuni loro parenti e amici compaesani invocando la tua materna intercessione. Tu li hai ascoltati liberandoli da quel terribile male, ed essi riconoscenti ti hanno invocata madre amorevole. Come segno delle loro perenne grazie, ci hanno lasciato una tua dolce immagine, chiamandoci salus in primoro, salute negli infermi. Anche noi, guardando il dolce tuo volto e quello del tuo amatissimo Figlio nostro Signore, ti chiediamo con fiducia e con speranza, liberaci dai tanti mali morali e spirituali che incidono la nostra fede in Dio, ma proteggici anche dai tanti mali fisici, dalle tante malattie che minacciano la nostra vita e quella dei nostri familiari e delle nostre comunità. Donaci la tua filiale confidenza a volere del Padre, sì da poter dire sempre come te, si compia in noi, Signore, la tua santa volontà. Così sia. E per i meriti dell'intercessione della Madonna della Salute, di San Giuseppe suo sposo, ci benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace, alleluia, alleluia. La croce tua è